Genova e i primi sfollati sono rientrati nelle loro case per recuperare i propri beni. Le persone accompagnate dai vigili del fuoco. Le operazioni dovrebbero continuare per 2 settimane. Domenica si tiene la giornata missionaria mondiale dal tema Giovani per il Vangelo. La veglia diocesana di preghiera sarà a Carasco sabato sera. Don Paolo Bacigalupo guiderà la riflessione. Al giro di boa il pellegrinaggio della diocesi di Chiavari in Giappone, paese dove i cristiani sono la minoranza. Entusiasti partecipanti che stanno scoprendo un popolo tenace e accogliente. Restituita alla parrocchia di San Giovanni Battista a Chiavari, l'antica navicella dell'Ottocento in argento, rubata nel 1983, è stata ritrovata dai carabinieri a Lucca. Inaugurato questa mattina nei locali della Biblioteca di Carasco il progetto Punto Dislessia, iniziativa dedicata non solo a chi ha disturbi dislessici, ma anche a chi cerca un metodo di studio. Buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. 2 ore di tempo, 50 scatole già pronte da riempire con le cose più preziose e importanti. Sono iniziate questa mattina a Genova, all'interno della zona rossa di via Walter Fillac e via Porro, le operazioni di recupero dei beni da parte delle famiglie sfollate a causa del crollo del ponte Morandi. Vediamo com'è andata nel primo servizio del nostro giornale. A 2 mesi di distanza dal 14 di agosto, un altro giorno difficile per gli abitanti della zona rossa di Certosa a Genova. Alle mie spalle il ponte, quello che rimane. Oggi le persone sono potute rientrare nelle loro abitazioni. Non lo facevano da quel 14 di agosto per recuperare tutto il possibile. 2 ore e 50 scatoloni da riempire, per portare via tutto quello di più significativo che ancora custodiscono queste case. Forse sarà l'ultima volta, forse ci saranno altre opportunità per rientrare nelle case. Oggi però il sentimento è quello del ricordo, della commozione per rientrare dopo tanto tempo dentro le proprie case. Sicuramente è una tristezza perché di fatto rientriamo dopo 60 passagiorni in casa e vediamo i nostri ambienti abbandonati. Dall'altra parte c'è una nota di contentezza perché finalmente rientriamo in casa. C'è questo Giano bifronte che è in tutti noi, cioè da una parte c'è la mestizia di un rientro, dall'altra è forse l'ultima volta che vedrò la mia casa, potrò prendermi quel poco che prenderò, ma il poco si conta, il nulla si lascia lì. Quindi già 2 ore, 50 scatole, ripeto, è già un qualcosa. C'è paura a entrare? C'è paura sotto il ponte? A entrare sotto il ponte? Ma noi eravamo disponibili anche il giorno dopo a entrare. Non è la paura, cioè fatta salvo la paura di un crollo, ma ricordo a tutti che noi siamo entrati il 16, io sono entrato il 16 per 5 minuti e sono entrato il 20 per altri 5 minuti. Noi abbiamo sempre convissuto col ponte e tendenzialmente non ci ha mai fatto paura. La cosa giustamente che ci vogliamo cautelare è che non ci siano problemi per noi, per chi ci supporta, per le autorità, per chi comunque ci accompagna, ma noi per entrare in casa addirittura alcuni di noi avevano minacciato di superare i blocchi. A ritardare le operazioni questa mattina a Genova il vento forte, la commissione tecnica riunitasi sopra il viadotto ha dato il via libera alle operazioni che sono potute iniziare alle 9 con mezz'ora di ritardo. In zona nel corso della mattinata hanno fatto un sopralluogo i 2 commissari per l'emergenza e la ricostruzione Toti e Bucci. Sentiamo. Le cose stanno andando nella direzione giusta, credo che saranno rispettati i tempi e che daremo un nuovo ponte a Genova entro Natale 2019. È fiducioso Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario straordinario alla ricostruzione, sui tempi entro i quali il capoluogo ligure riavrà il nuovo ponte. Nel giorno del rientro dei primi sfollati di via Porro e via Fillac per recuperare gli oggetti più cari, il primo cittadino si è detto soddisfatto sul modo in cui le operazioni sono iniziate, nonostante i problemi riscontrati ad alcuni civici che sono risultati allagati. Per il resto tutto quanto invece è filato bene, non abbiamo avuto sorprese ed è andato tutto col programma. Abbiamo avuto, lo dico sinceramente, parecchi complimenti anche dagli sfollati perché hanno visto che l'operazione è stata ben organizzata, quindi bisogna assolutamente ringraziare la Protezione Civile, ringraziare i Vigili del Fuoco, ringraziare tutti quelli che hanno collaborato.
Le operazioni di recupero degli oggetti dovrebbero andare avanti per altre 2 o 3 settimane, tempo permettendo. In tutto sono coinvolti più di 250 appartamenti. Dopodiché la zona rossa diventerà area di cantiere, nelle disponibilità del commissario per la ricostruzione, con pieno indennizzo di chi ci abitava e con tutte le suppellettili recuperate o risarcite con indennizzo forfettario in caso di danneggiamento. Con questi 15 giorni che ci auguriamo siano veloci, che il tempo ci assista, che ovviamente tutto questo si svolga con la dovuta velocità, possiamo considerare chiuso il tema delle famiglie che sfortunatamente dovranno costruirsi il futuro altrove in una casa, ma sono state assistite in modo straordinario e anche con uno stanziamento di denaro importante da parte del governo con cui stiamo costruendo il decreto Genova. Da oggi ci mettiamo a lavorare sul problema delle aziende che restano anche queste nella zona rossa e poi il tema della zona arancione e dei quartieri adiacenti. Restiamo a Genova per parlare degli stati generali dell'economia genovese che si sono svolti proprio nella zona di Certosa come segnale di vicinanza a quella parte della città maggiormente colpita dal crollo del ponte Morandi. La linea va alla redazione del Cittadino a Genova che ci aggiorna su tutto questo. Prego. Benvenuti nella redazione del Cittadino. Martedì 16 ottobre presso il chiostro di San Bartolomeo della Certosa si sono svolti gli stati generali dell'economia presentati dal sindaco di Genova Marco Bucci, il quale ha voluto ricordare come Genova debba tornare meta appetibile per gli investitori. Presenta anche Don Massimiliano Moretti, vice cappellano Armo e delegato dell'Arcivescovo, che ha voluto ricordare come l'unione e la coesione facciano sempre la forza e siano la soluzione migliore per la città di Genova in un momento così difficile. Domenica 21 ottobre alle ore 15:30 sarà celebrata in cattedrale la messa conclusiva dell'anno giubilare e la conseguente apertura del nuovo anno pastorale 2018-2019. La messa sarà celebrata dal Cardinal Bagnasco e concelebrata dai vescovi liguri. Venerdì 19 ottobre alle ore 20:45 in cattedrale ci sarà la veglia per la giornata missionaria. I giovani e la Chiesa diocesana vegliano e pregano in comunione con i vescovi riuniti al Sinodo. All'ufficio missionario è disponibile il materiale per tutto il mese. Vi ringraziamo per la vostra attenzione e la linea può tornare a Chiavari. Grazie. Bene, prendiamo la linea, passiamo alla cronaca. Questa mattina intorno alle 11:20 in via Pace del Mondo a Sesti Levante un'automobile ha scontrato un ciclista. Sul posto è intervenuto il 118 che ha portato il ferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. L'uomo ha riportato piccoli traumi ma le sue condizioni complessive erano buone. Un incendio è divampato questa notte nel panificio in via Roma a Portofino. Sul posto, poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco di Rapallo, supportati dall'autobotte della compagnia di Chiavari. La zona di vendita è andata a fuoco, le cause del rogo sono in via di accertamento. La bonifica è durata circa 2 ore. Il fratello del titolare ha respirato del fumo e è stato quindi portato all'ospedale di Lavagna. Carlo Bagnasco, attuale primo cittadino di Rapallo, si ricandida sindaco alle prossime elezioni amministrative. La presentazione della sua nuova discesa in campo è avvenuta proprio questa mattina. Ad accompagnare la sua candidatura anche il vice sindaco Pier Giorgio Brigati e Mentore Campodonico, che in caso di elezione saranno riconfermati vice sindaco e presidente del Consiglio Comunale. Salgono così a 3 i candidati già in lizza, quando al voto mancano ancora parecchi mesi. Gli altri 2 sono Alessandro Puggioni per la Lega e Andrea Carannante per Libera Rapallo. Siamo nel cuore dell'ottobre missionario. La giornata mondiale di preghiera si tiene questa domenica 21 ottobre. In diocesi sarà la chiesa di San Marziano a Carasco ad ospitare quest'anno la veglia diocesana in programma sabato sera. A guidare la riflessione sarà Don Paolo Bacigalupo, un appuntamento che in questi giorni in cui è in corso il Sinodo mette al centro i giovani. Sentiamo. In che senso si può riflettere su questo aspetto? È un desiderio del Papa di dare continuità e unità a tutte quelle che sono le espressioni della Chiesa e la vita missionaria è proprio uno dei punti fondamentali, ecco, per la vivacità della Chiesa. E in modo particolare il Papa vuole guardare all'annuncio del Vangelo
come a quell'annuncio che tocca soprattutto i giovani, coloro che si stanno aprendo alla vita, perché proprio il Vangelo porti una lieta notizia ai giovani e siano proprio i giovani a portare questa lieta notizia con il loro fiorire, con la loro vita, con la loro passione, il loro entusiasmo. La giornata missionaria mondiale cade la domenica 21 di ottobre. In diocesi la veglia sabato sera, quest'anno nella chiesa di San Marziano di Carasco, su quale tema? Abbiamo pensato, visto che Don Paolo Bacigalupo è ritornato da un anno dalla missione di Cuba, che ci offra un po' la possibilità di riflettere su come la missione può portare un beneficio, può illuminare la vita della nostra Chiesa qui a Chiavari. È bello che la missione diventi un rapporto reciproco, ecco, di arricchimento, non solo noi che andiamo per sostenere, annunciare e riconoscere, aiutare la gente a riconoscere la presenza di Dio, ma che diventi anche un'occasione per riscoprire noi quali sono gli elementi essenziali che danno vita alla nostra Chiesa. Come sarà organizzata la veglia di preghiera? Sarà appunto un ascolto della parola di Dio, poi l'ascolto della riflessione di Don Paolo e poi un invio ad essere missionari portatori della lieta notizia nei luoghi dove viviamo. La veglia missionaria diocesana, vi ricordo, inizierà alle 21 e Telepace ne proporrà una sintesi nella rubrica Missione Mondo mercoledì prossimo in prima serata. In questi giorni un gruppo di diocesani sta compiendo un pellegrinaggio in Giappone. Il paese a minoranza cristiana si sta rivelando una vera e propria scoperta. I cristiani in paese nel corso degli anni hanno dovuto superare momenti bui e difficoltosi. Nonostante questo, la tenacia, la capacità di fare squadra degli abitanti sono le caratteristiche che stanno colpendo maggiormente i pellegrini. Vediamo. Giro di boa per il pellegrinaggio diocesano in Giappone. Il gruppo, partito venerdì scorso dall'Italia, sta trascorrendo giornate intense nei principali centri del paese nipponico: Kyoto, Osaka, Nara, Fujiyama, Tokyo. Nella capitale i pellegrini hanno partecipato alla messa celebrata in cattedrale dal parroco. Il cristianesimo in Giappone è una religione minoritaria. Introdotto nel 1549, i fedeli giapponesi hanno avuto un cammino travagliato. 100 anni dopo la sua introduzione, il cristianesimo fu proibito in paese e i cristiani dovettero abbandonare il Giappone per professare la loro fede. Alcuni però rimasero qui e 150 anni fa si ricompose la comunità cristiana. Oggi i cristiani nella penisola sono circa 400.000, 800 i sacerdoti che portano avanti il cammino pastorale. L'evangelizzazione tramite la catechesi si svolge principalmente nelle chiese giapponesi, mai al di fuori. L'impegno inoltre è nella realizzazione di scuole, ospedali e case di riposo ispirate ai principi cristiani. Per i pellegrini un'esperienza coinvolgente con una realtà molto diversa dalla nostra e tenace nel portare avanti il proprio impegno e il proprio cammino. È una capacità secondo me che si vede sia nelle grandi situazioni che nella vita quotidiana. Ad esempio dove sono state gettate le bombe atomiche durante la guerra mondiale, loro comunque non ne parlano, lo nascondono un po' perché lì si può comunque ancora vivere, si possono mangiare i pomodori, si possono ancora fare le cose. Io sono rimasto particolarmente colpito dall'idea che hanno il popolo giapponese di lavorare in gruppo e di comunità per rendere il Giappone un luogo di elevata spiritualità e bello da vedere agli occhi di chi viene da fuori. Non possiamo esimerci dal chiedere al nostro amico Gianni se si mangia bene in Giappone. Sì. Tante cose, piccole ma tante. Rubata nel gennaio del 1983, è stata restituita proprio in questi giorni nella parrocchia di San Giovanni Battista a Chiavari. Si tratta di una navicella in argento molto preziosa utilizzata per contenere incenso. L'oggetto sacro è stato ritrovato recentemente a Lucca dai carabinieri della tutela patrimonio culturale del nucleo operativo di Firenze nell'ambito di regolari indagini investigative. Scomparsa nel 1983, a fine gennaio, c'era ancora parroco Don Lelio Podestà e fu un furto pesante e gravoso.
e quindi davvero aver cominciato a ritrovare qualche traccia, questa è una grande speranza che forse, se il Signore vorrà, si trovino anche gli altri oggetti. È tornata laddove era stata rubata nel gennaio del 1983, la navicella in argento raffigurante San Giovanni. In questi giorni i carabinieri tutela patrimonio culturale del nucleo operativo di Firenze hanno restituito alla parrocchia di San Giovanni Battista di Chiavari il prezioso oggetto utilizzato per contenere incenso e ritrovato dopo lunghe indagini a Lucca. Il valore sicuramente monetario è anche abbastanza alto, ma più che altro un valore di affezione e di sacralità. Ecco, sono segni questi che coloro che ci hanno preceduto hanno donato alla Chiesa, anche il lavoro degli artisti di allora, finemente cesellata, e quindi davvero diventa un segno che è bello che rimanga nella Chiesa a servizio e a testimonianza della bellezza. Un ritorno a casa per un manufatto antico e dall'importante valore economico e di fede. Per la comunità parrocchiale di San Giovanni Battista si riaccende così la speranza di ritrovare altri oggetti trafugati quando parroco era Don Lelio Podestà. Nel 1983 fu rubato in San Giovanni tanto materiale d'argento, le rondini del crocifisso, i vari ricami argentei della croce e del crocifisso e poi tanti altri oggetti della sacrestia. Pensavamo davvero che non fosse più possibile ritrovare nulla, invece ultimamente siamo stati contattati dai carabinieri del nucleo investigativo di Firenze che ci veniva consegnata la navicella, questa opera d'arte bella in argento del 1800, ritrovata da loro nell'attività investigativa che compiono per i beni culturali. Ora spazio all'economia, oggi parliamo della prima manovra presentata dal governo targato Lega e 5 Stelle e approvata dal Consiglio dei Ministri pochi giorni fa. In questi giorni si parla molto delle novità contenute nel decreto fiscale e anche nella legge di bilancio. Vediamo alcuni punti nella scheda odierna, secondo fonti del Sole 24 Ore. La sigla. Pensioni. L'obiettivo è garantire il pensionamento a coloro che, sommando età e contributi, arrivano a quota 100, probabilmente partendo dalla combinazione 62-38. Saranno 4 all'anno le finestre per andare in pensione. Prorogata poi l'opzione donna, che permette alle lavoratrici di pensionarsi con 58 anni di età se dipendenti o 59 se autonome e 35 di contributi. Il reddito di cittadinanza dovrebbe essere attivato in primavera. L'assegno da 780 euro, secondo quanto annunciato, sarà caricato sul bancomat con una sorta di controllo degli acquisti. L'aiuto sarà garantito solo a patto di frequentare corsi di formazione e di prestare 8 ore a settimana di lavoro socialmente utile. Il reddito verrà meno dopo il rifiuto di 3 offerte. Non sarà penalizzato chi non accetterà come prima offerta un lavoro fuori città o regione. Pace fiscale. L'accordo raggiunto stabilisce un'aliquota al 20% per sanare il pregresso di chi ha già presentato la dichiarazione dei redditi, prevista l'opzione di dichiarazione integrativa, ma con la possibilità di far emergere fino a un massimo del 30% in più rispetto alle somme già dichiarate e comunque con un tetto di 100.000 euro. Per ridurre il contenzioso si potranno inoltre sanare le liti con il fisco pagando senza sanzioni o interessi il 20% del non dichiarato in 5 anni in caso di vittoria del contribuente in secondo grado o il 50% in caso di vittoria in primo grado. Con la rottamazione TER delle cartelle Equitalia saranno cancellati sanzioni e interessi, dilazionando i pagamenti in 5 anni e arriverà lo stralcio delle mini cartelle sotto 1.000 euro, accumulate dal 2000 al 2010. Il decreto prevede la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione Europea, delle controversie tributarie nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, degli atti dell'iter di accertamento, quelli dei procedimenti dei verbali di contestazione e delle imposte di consumo. Il taglio delle pensioni sopra i 4.500 euro netti al mese porterà nelle casse dello Stato 1 miliardo di euro nell'arco di un triennio. La legge di bilancio prevede anche l'azzeramento graduale del fondo pubblico per l'editoria e uno stanziamento da 500 milioni di euro per un grande piano di assunzioni per poliziotti, magistrati e personale amministrativo. A Chiavari, nell'ambito dei lavori nel sottosuolo in Corso Garibaldi all'incrocio con via Vinelli, saranno rimossi e spostati alcuni cavi che attraversano il canale interrato di smaltimento delle acque, causando di fatto un'occlusione. In caso di forti piogge, spiega il Comune, potrebbero essere causa di tracimazione del canale. I cavidotti nei quali passa la linea elettrica sono di proprietà di E-Distribuzione SPA. Proprio di questa mattina l'ordinanza da parte del sindaco di Capua.
Valentina Grazioli, istruttrice della sezione Cinoffic di Radio Club Levante, la nuova responsabile coordinatrice dei gruppi cinofili censiti all'albo regionale della Liguria. La sua elezione è avvenuta ieri sera durante una riunione tra tutti i gruppi cinofili della provincia di Genova. Nei locali della Biblioteca Comunale di Carasco torna il progetto Punto Dislessia, un vero e proprio punto di riferimento e di sostegno sia per tutti coloro che presentano disturbi della dislessia, sia per chi ha difficoltà scolastiche e ha bisogno di trovare un buon metodo di studio. Le interviste. Quanto è diffuso il disturbo della dislessia nelle nostre scuole? Il disturbo dell'apprendimento, che non è soltanto dislessia, quindi un problema di lettura, ma anche disortografia e disgrafia, quindi scrittura e discalculia matematica, ha una diffusione che viene stimata intorno al 3-5% sulla popolazione degli studenti in Italia, percentuale che sembra essere in realtà sottostimata, anche se ultimamente comincia a esserci un buon interesse su questo tipo di argomento. In media quanti studenti con dislessia sono presenti appunto nelle aule? Ma tendenzialmente si può parlare di almeno 1 o 2 studenti in ogni classe, e parlo dei ragazzi che hanno avuto una valutazione diagnostica e quindi una certificazione. Poi ci sono dei ragazzini che hanno delle difficoltà scolastiche, quindi che magari non sono certificati come disturbi veri e propri, ma che fanno comunque fatica su queste aree dell'apprendimento. Come si fa a capire quando un ragazzo è appunto affetto da dislessia? Rispetto alla dislessia, nello specifico, i ragazzini già dalla fine della seconda elementare è possibile fare una diagnosi in questo senso, e manifestano proprio delle difficoltà nei processi di lettura, quindi la lettura non si automatizza ed è una lettura che può essere più lenta e più scorretta. La stessa cosa si può dire per la scrittura, quindi per la disortografia, dove ci sono errori ortografici in maggior numero rispetto a quanto ci aspettiamo, e anche qui la diagnosi può essere fatta alla fine della seconda. Quanto è importante il progetto Punto Dislessia per il Comune di Carasco? È un progetto che abbiamo recuperato già in essere nella precedente amministrazione. L'abbiamo dovuto sospendere all'inizio del mandato perché avevamo alcuni problemi collegati al bilancio in quel momento, e poi l'abbiamo riattivato. L'abbiamo riattivato con l'iniziativa Compiti Facili 2 anni fa, adesso lo riprendiamo riattivando proprio il Punto Dislessia con una convenzione con il centro Ericsson, e quindi con materiale aggiornato, nuovo, a disposizione degli utenti, che poi possono accedere al punto mediante prenotazione. E appunto per prenotare Punto Dislessia occorre chiamare il numero 333 66 30 967. Il progetto è rivolto a studenti, genitori e insegnanti. Questo pomeriggio uno sciame di api è uscito dall'alveare seguendo la propria ape regina e andandosi a posare su una panchina nel lungomare di Chiavari. Il curioso episodio è accaduto nel pomeriggio in piazza Gagliardo. Il curioso è per evitare che gli insetti si disperdessero è stata inizialmente posizionata una scatola di cartone sulla panchina con una coppetta di miele per tenere le api proprio all'interno. Dopodiché, grazie all'intervento della Polizia Municipale, è stata portata sul luogo un apicoltore che ha portato via lo sciame in sicurezza. Vedete queste immagini piuttosto suggestive. Torna l'appuntamento con il premio Turio Copello assegnato dalla Società Economica di Chiavari come riconoscimento al lavoro in campo artistico e artigianale a personalità di spicco, una iniziativa che è cresciuta affiancando ai premi tradizionali le sezioni arte, artigianato e alla carriera. Alcuni riconoscimenti speciali come quello alla memoria e un secondo che ha l'obiettivo di dare risalto a chi si è speso con perseveranza e impegno nella promozione culturale del territorio. I 5 premiati del 2018 saranno Enrico Bertozzi, l'Officina 6M, Stefano Sudermania ed Enrico Rava. Per i premi alla memoria Luigi Santini. La cerimonia si terrà sabato 20 ottobre alle 17 nella sala Ghio Schiffini della Società Economica di Chiavari. E ora, come di consueto, andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Sigla. Appuntamenti in agenda per venerdì 19 ottobre. Nella Galleria Cristina Busi di Chiavari è aperta la mostra pittorica di Mario Rocca, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30. Proseguono le mostre di fotografia a Sestri Levante.
Momenti estoni e incontro a Palazzo Fasce sono visitabili dalle 10:30 alle 13 e dalle 14 alle 17. La mostra I segni della guerra, dedicata alla città di Rapallo durante il primo conflitto mondiale, è visitabile dalle 14 alle 18 a Villa Tigullio di Rapallo. Palazzo Tursi a Genova ospiterà il convegno Miglioriamo gli impianti sportivi, organizzato dall'AIS, l'Associazione Impianti Sportivi. L'inizio alle 14:30 nel Salone di Rappresentanza. Nell'ambito dei corsi di cultura di Chiavari si terrà una conversazione di Pierpaolo Fiano, intitolata La mappa perduta, una storia straordinaria, alle 16 nella sala Livellada di Via del Pino 2. La FIGC, Federazione Italiana Gioco Calcio, non ha ancora assunto provvedimenti amministrativi necessari a dare attenzione a quanto disposto dal Collegio di Garanzia dello CONI, che con la retrocessione all'ultimo posto del Cesena ha revocato quella della Virtus Entella, inserendola così nel campionato di Serie B. Lo sostiene il club ligure, che in una lettera firmata dal presidente Antonio Gozzi sollecita il presidente del CONI Giovanni Malagò ad intervenire. La richiesta arriva all'indomani della decisione della Lega Pro di far disputare al club le partite del campionato a partire dal prossimo 28 di ottobre e questo nonostante la sentenza del Collegio di Garanzia che ha decretato la sua riammissione in Serie B sia intonsa e applicabile. Per questo motivo il presidente del club bianco-celeste chiede a Malagò di intervenire presso il Collegio di Garanzia dello Sport affinché lo stesso collegio si esprima definitivamente in funzione consultiva sulla legittimità della mancanza ottemperanza da parte della FIGC e della Lega della sentenza del Collegio di Garanzia. Sabato 3 novembre alle 18 sarà inaugurato il nuovo manto in sintetico di ultima generazione del campo sportivo della Colmata Mare di Chiavari. Per l'occasione sarà disputata una partita tra alcuni componenti dell'amministrazione comunale e le atlete della neonata formazione femminile del Rupinaro Sport. Nell'occasione sarà scoperto una targa in memoria di Franco Celeri. Il campo sarà dunque intitolato al suo realizzatore, nonché storico presidente dell'Entella. Rapallo ospiterà la 13ª edizione del convegno sulle tematiche sportive organizzata dalla Winner Volley. Il tema approfondito quest'anno sarà Abbattiamo le barriere, dedicato allo sport e alla disabilità. L'iniziativa prenderà il via lunedì 22 ottobre alle 10:30 all'Istituto Comprensivo con la premiazione del concorso grafico e letterario rivolto agli alunni delle medie. Martedì 23 ottobre alle 10 al Teatro delle Clarisse, altro momento di premiazione con la presenza del campione paralimpico di nuoto Francesco Bocciardo. Il convegno Abbattiamo le barriere invece è in programma il 26 ottobre alle 17:30 al Circolo Golf e Tennis. Tra i relatori il giornalista Rai Emanuele Dotto, il Panatron consegnerà il premio Fair Play al campione paralimpico di handbike Vittorio Podestà. Seguirà quindi la cena conviviale alle 20 animata dal cabarettista Roby Carletta. Il Comune di Ne premia con un attestato di civica benemerenza il campione di nuoto in acque libere Edoardo Stochino. L'atleta lo scorso 26 agosto ha vinto la Coppa del Mondo sulla distanza dei 25 km nuotata nel lago Ohrid in Macedonia, dedicando il successo a tutti i genovesi colpiti dalla tragedia del ponte Morandi. Il suo legame con la Galvar Graveglia ha radici a Cassagna, la località di origine della madre. E con questa notizia termina il giornale anche per questa sera. Prossimo appuntamento, come sempre, rinnovato a domani alle 12:45 con il TG13. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una buona serata con i programmi della nostra rete. Arrivederci.